Dai ristoranti ai cinema, ai teatri, alle manifestazioni principali si potrà entrare con una dose di vaccino, si potrà entrare con il Green Pass. Queste le novità, le abbiamo sentite ieri anche nella conferenza stampa di Draghi, ne abbiamo dato notizie ampiamente nei nostri telegiornali. Peraltro c'è già un effetto su questi Green Pass sulle prenotazioni, più di 2000 nelle prime ore della giornata, e così si pensa anche sarà nei prossimi giorni, perché la gente vuole andare in vacanza ma deve andare in vacanza anche in sicurezza. Quello che invece non si parla in questi giorni ancora, Draghi ha detto attenderemo qualche giorno, è sulla questione delle scuole. Green Pass anche per le scuole, chi lo sa? Lo abbiamo scritto poi nel titolo della puntata di oggi di Screenshot, e per questo ci vogliamo collegare con il nostro primo ospite, ovvero Paolo De Nardo, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Udine. Buonasera. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, si è fatto qualcosa per ristoranti, cinema e tutte quelle categorie di cui ho parlato. Mi sono dimenticato, non si è fatto niente per le discoteche che rimangono chiuse. Per le scuole, è vero, mancano 2 mesi, ma forse sarebbe ancora di cominciare a parlarne, no, De Nardo? Mancano molto meno di 2 mesi in realtà, sì, sarebbe il caso di iniziare a parlarne e anche di prendere delle decisioni importanti. Innanzitutto le scuole, io rappresento le scuole del primo ciclo, hanno funzionato in presenza per tutto lo scorso anno e naturalmente dovranno funzionare in presenza anche nel prossimo anno scolastico. Noi per adesso abbiamo ricevuto una prima nota dal Ministero proprio nella giornata di ieri, che però è ancora una nota interlocutoria che ci trasmette un ennesimo pronunciamento del Comitato Tecnico Scientifico che sostanzialmente non dà indicazioni precise per l'anno prossimo. Naturalmente l'accento è posto sulla necessità della vaccinazione del personale scolastico, e per quanto riguarda gli studenti la gran parte dei nostri allievi sono di età inferiore ai 12 anni, quindi sicuramente non saranno vaccinati, quindi è necessario che vengano comunque prese delle decisioni. In particolare io penso per quanto riguarda il discorso dei tracciamenti e del trattamento dei casi sospetti di Covid. Ecco, in che modo si pensa che si dovrebbe agire, secondo lei, De Nardo, a questo proposito? Tamponi di massa, faccio un esempio? Ma io credo che su questo ci debba essere un'interlocuzione che al momento non c'è tra scuole e aziende sanitarie, proprio per definire chiaramente quali debbano essere i protocolli da applicare in queste situazioni, come debba essere fatto il tracciamento, che ruolo debba avere la scuola, in che modo si debbano trasmettere le informazioni. Queste sono questioni essenziali che vanno risolte prima dell'inizio della scuola. Senta, io leggevo un'intervista al governatore della Campania De Luca che dice se necessario rinverremo l'avvio dell'anno scolastico, visto che bisognerebbe vaccinare gran parte degli under 18. Lei sarebbe d'accordo a questo punto di vista, visto anche l'aumento dei contagi tra i giovani? Io no, non sarei su questa linea, nel senso che l'anno scolastico già inizierà il 16 di settembre da noi in Regione, quindi il 16 di settembre è già una data significativamente posticipata rispetto al solito. Credo che ci sia tutto il tempo per intervenire in questo mese e mezzo che manca per evitare di perdere ulteriori giorni di scuola. Ripeto, più che per le scuole del primo ciclo che hanno sempre funzionato in presenza, per quelle del secondo ciclo per le quali è indispensabile che si ritorni ad una presenza in aula. Tra l'altro questo è un altro degli aspetti che non è ancora chiarito, cioè le percentuali di presenza che dovranno essere garantiti ai ragazzi delle scuole superiori. Ecco, quando dice Figliuolo al commissario voglio l'elenco dei prof Novax, lei sarebbe d'accordo a questo elenco? O è una caccia alle streghe? No, allora io francamente non voglio entrare su questo tipo di polemica, però ritengo che la vaccinazione sia in qualche modo un dovere
etico di chi ha un ruolo pubblico come ce l'hanno gli insegnanti, perché non è soltanto una questione di salute individuale, è una questione di salute pubblica. Poi gli strumenti devono essere degli strumenti legittimi, degli strumenti normativi. In alcuni casi la Costituzione prevede che ci siano anche degli interventi sanitari obbligatori, naturalmente devono essere disposti per legge, non certo per pronunciamenti di chi che sia, però è chiaro che la questione della vaccinazione in questo momento è dirimente, ma è dirimente non soltanto per la scuola, è dirimente per la ripresa dell'economia, per la ripresa della vita sociale, per la ripresa di una vita normale. Quindi ritengo che si debba spingere per una vaccinazione diffusa, e per quanto riguarda appunto chi lavora alle dipendenze dello Stato c'è anche un di più di responsabilità da mettere in campo in questo senso. Comunque sappiamo che la vaccinazione è dai 12 anni in su, comunque riguarda anche, diciamo, il suo ciclo in cui praticamente è il dirigente, insomma, almeno per quanto riguarda quelle che vengono chiamate ex scuole medie o scuole secondarie di primo grado. Green Pass per questo tipo di studenti, secondo lei, io mi richiamo anche a questo titolo della puntata, cioè dai 12 anni in su? Allora, io ritengo che per quanto riguarda i ragazzi sia un po' presto parlare di Green Pass, proprio perché la campagna vaccinale per quanto riguarda quella fascia d'età non è ancora partita. Poi noi tra l'altro ci ritroveremo in una stessa scuola, cioè la scuola media, tanto per capirci, con due fasce d'età diverse, magari anche a causa di ripetenze, con ragazzi in alcune classi che non hanno la stessa età, quindi ci sarebbe veramente una difformità di trattamento. È un po' macchinoso e difficile questo aspetto per quanto riguarda i ragazzi. Io ritengo che già nel momento in cui il personale della scuola è vaccinato ed è tutelato sia già un bel passo avanti. Poi ci sono altre misure, rimarrà comunque, immagino, il distanziamento, rimarrà probabilmente ancora per un certo tempo l'utilizzo della mascherina chirurgica se non è possibile mantenere il distanziamento, cioè non c'è soltanto il vaccino, ci sono anche altre misure che si possono prendere. Probabilmente per i ragazzi piccoli è ancora presto, magari ci si arriverà in un futuro, ma ce lo dirà insomma chi è competente in questo campo. Peraltro leggevo che in America insomma lo vogliono già applicare dai 3 anni in su la mascherina. Lei sarebbe favorevole a quel tipo di utilizzo insomma di dispositivo già per le scuole dell'infanzia e poi per le scuole primarie? Allora, francamente, per quanto riguarda le scuole primarie, la mascherina è già un obbligo, Sì. lo è stato Insomma, durante per la scuola quest'anno. dell'infanzia, mi I scusi. bambini sì, a livello di scuola dell'infanzia, francamente, la vedo molto molto difficile. I bambini di quell'età fanno fatica a rispettare una regola di questo tipo, per cui mi sembra abbastanza difficile. Sarebbe invece molto più importante appunto la vaccinazione degli adulti, perché ecco un'esperienza che io posso portare tra i docenti della mia scuola. Chi l'anno scorso ha preso il Covid sono soprattutto insegnanti di scuola dell'infanzia e insegnanti di sostegno che avevano a che fare con alunni che per la loro patologia non potevano utilizzare la mascherina. Quindi secondo me la protezione va rivolta agli adulti in quella fascia di età. Senta, lei affrontava la questione dei tracciamenti, so che è sempre stato a cuore da quel punto di vista, quel tipo di argomento, anche quando ci sentivamo nel corso di queste trasmissioni, nel corso dell'inverno. Però rimane anche un altro nodo, magari non so se direttamente coinvolto con l'istituto comprensivo, di cui lei è dirigente, o degli altri istituti comprensivi, ma anche la questione dei trasporti. Di questo non se ne parla tuttora, si parlerà magari nel futuro sempre per un Green Pass, però il nodo dei trasporti rimane sempre cruciale e qua mi pare che almeno nel centro di Udine, nella città di Udine, sarà difficile arrivare a un maggior passaggio di autobus o di corriere per cercare insomma di smaltire queste persone, per cercare di mantenere, che ne so, il 50% piuttosto che il 60%. Ci ritroveremo con gli stessi affollamenti. Allora, io su questo aspetto è un aspetto che riguarda il secondo ciclo, quindi non le scuole che in questo momento io rappresento. Però prendo lo spunto per fare un altro tipo di riflessione che riguarda sì in questo caso particolarmente la mia scuola. Nei mesi scorsi assieme a Spazio Udine abbiamo presentato un progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi e sulla scorta di queste idee stiamo lavorando anche a un ripensamento della mobilità
per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie. Secondo me questa pandemia può essere anche l'occasione per riflettere su come ci muoviamo dentro una città come Udine. Chiaramente è cosa diversa per i ragazzi della secondaria che devono spostarsi da un paese all'altro per venire in città, ma per quanto riguarda la mobilità cittadina si potrebbe pensare delle possibilità nuove di mobilità, magari utilizzando la bicicletta, magari muovendosi a piedi, magari trovando altre forme per spostarsi appunto all'interno della città, e qui potremmo risolvere, affrontare in modo creativo un problema che ci ha posto la pandemia, ma che diventa importante anche per altre questioni, e tutta la questione ambientale che insomma è sotto i riflettori in questi anni. È un progetto che ha presentato la politica questo? Sappiamo oltretutto che anche il preside dello Stellini, parliamo qua però dei superiori, ha un progetto del mobility manager, quindi già le scuole cercano di ripensare i trasporti per conto loro, ma la politica ha preso in esame questo suo tipo di progetto? Insomma, c'è stato un importante pronunciamento da parte del sindaco di Udine, che ha espresso apprezzamento per questo progetto e che ha promesso che insomma, se ne discuterà a livello cittadino, e quindi abbiamo concrete speranze che questo progetto insomma, diventi realtà. L'importante è che si concretizzi, insomma, diciamo in questo periodo che è il più favorevole, no? Cioè il passaggio appunto da luglio a agosto, perché poi, come ha detto lei all'inizio della puntata, ci troviamo a meno di 2 mesi dalla scuola, poi si sa, agosto è il periodo insomma un po' vacante per tutti e quindi bisognerebbe prendere decisioni soprattutto da adesso. Io la ringrazio Denardo per questo suo intervento e per queste sue riflessioni e le auguro buona serata. Grazie a lei, buonasera a tutti. Andiamo in pubblicità, poi parliamo di contagi e ragazzi. Bentornati in questa seconda parte di Screenshot. Chi paga le spese dei Novax? Punto di domanda. Questo è il titolo della seconda parte e ne parleremo appunto con Massimo Crappis, direttore malattie infettive dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, prima domanda d'obbligo è come sta andando la situazione dei ricoveri. Sappiamo anche oggi una cinquantina di contagiati, però quello che non preoccupa effettivamente è la questione dei ricoveri, altrimenti già si comincerebbe a parlare di zona gialla ed effettivamente non è così. Quindi è una situazione tranquilla, possiamo stare tranquilli per ora? Diciamo che al momento vediamo un incremento dell'incidenza, quindi dei nuovi casi, però in effetti il sovraccarico sul sistema sanitario è basso, molto basso. Ci sono 8 ricoverati in tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi diciamo che in questo momento c'è una sorta di dissociazione, diciamo così, incremento dell'incidenza, basso tasso ospedaliero, legato molto alla bassa età media. Diciamo che abbiamo un'età media di 29 anni dei contagiati e quindi questo rende ragione del fatto che l'incremento dei contagi non sta associandosi all'incremento delle ospedalizzazioni. I ricoverati sono tutti non vaccinati? Prevalentemente dovrebbe essercene uno di vaccinato. Questo vuol dire praticamente che può capitare, insomma, che il vaccino non funzioni completamente sulla variante Delta, comunque una minima parte? Vabbè, intanto non sappiamo se il paziente al momento se ha la variante Delta, quindi diciamo che facciamo intanto un discorso più in generale di Covid piuttosto che solo di variante Delta, sì. Anche se è fatale che diciamo entro breve sarà la netta prevalenza sarà di variante Delta. Sottolineato questo, sì, è corretto dire che il 100% non lo riusciamo a raggiungere con il vaccino, però i dati nostri di real life, ma anche e soprattutto i dati diciamo che vediamo pubblicati a livello anche scientifico, ci confortano e supportano sul fatto che la copertura anche nei confronti della variante Delta, per quanto riguarda l'incidenza della malattia, è comunque alta per i vaccinati. Stiamo parlando di circa l'80%, ma
soprattutto la copertura nei confronti, cioè la protezione nei confronti della malattia moderato grave è tra il 95 e il 97%, quindi è assolutamente lusinghiera. Purtroppo però non è 100%, quindi quando vi è un caso non è che questo poi fa pensare che la vaccinazione non sia efficace. I contagiati sono in larga parte giovani, anche i ricoverati sono giovani? Ovviamente un po' meno come età media rispetto diciamo ai contagiati, però sì, in questo momento anche l'età media dei ricoverati è comunque un pochino più bassa rispetto a quella a cui eravamo abituati, diciamo così, a vedere fino a giugno, cioè maggio, diciamo così, maggio-giugno di quest'anno. Green Pass nei ristoranti, nei cinema, nei locali dove c'è un sovraffollamento, lei trova un suo commento è favorevole da questo punto di vista? Basta una dose, sarebbero dovute fare tutte e due? Qual è il suo commento a riguardo? Diciamo è un commento metodologico. Se nel momento stesso in cui si è deciso di fare il Green Pass, se ne parla a livello europeo da maggio-giugno, in realtà questo era l'utilizzo che si poteva fare, se no era inutile fare un Green Pass, cioè se era un pezzo di carta da tenere sul comodino o da pubblicare su Facebook e basta, finiva lì, non aveva un grande senso farlo, e aveva del tutto senso ed era ovvio che quello potesse o dovesse servire per consentire di fare qualcosa in più ai vaccinati rispetto ai non vaccinati su un criterio di tipo assolutamente scientifico, non politico ma scientifico, ovvero quello che dal punto di vista scientifico il vaccinato ha una probabilità estremamente più bassa di contagiarsi, e quando anche si contagi ha una probabilità ulteriormente più bassa, estremamente bassa, di contagiare. Quindi è ovvio che avere a che fare con una persona vaccinata determina un rischio molto molto basso, molto più basso rispetto ad avere a che fare con una persona non vaccinata. Quindi è ovvio che la discriminazione, si parla tanto in questo momento di discriminazione, la discriminazione c'è tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato, non è una discriminazione di tipo politico. C'è chi parla anche di politica c'è chi parla anche della politica della dittatura a questo proposito, non mancano ristoranti addirittura o qualcuno che scende in piazza o ristoranti che dicono no, non accetterò il Green Pass, facciamo di testa nostra. Siccome parla di discriminante, le ho rilanciato parlando di dittatura, perché così vengono fuori anche immagini. Sì, ho sentito e mi sono anche confrontato anche con alcuni ristoratori. Io condivido una cosa importante dei ristoratori ed è quello che è sicuramente fastidioso per loro dover fare un ruolo di controllori. Questo lo capisco, non è il loro ruolo e quindi capisco le loro difficoltà in questo senso. Dall'altra parte però, ripeto, io parlo dal punto di vista scientifico e scientificamente chi è vaccinato ha un rischio per se stesso e determina un rischio per gli altri nettamente diverso. Quindi diciamo che questa discriminazione non è questione di dittatura, è questione di ricaduta scientifica di una scelta che è stata fatta da parte di ogni singolo soggetto. Sia chi si è vaccinato appunto ha una ricaduta in questo caso più favorevole. Chi non si è vaccinato ha potuto scegliere, però è chiaro che poi paga le conseguenze del fatto di non essersi vaccinato e che quindi di avere un rischio maggiore sia di prendere la malattia sia poi di trasmetterla. Nel frattempo gli effetti da Green Pass non mancano, se non sbaglio negli ultimi 2 giorni ci sono state 5.000 prenotazioni, 3.000 solo nella giornata di oggi. Siamo un popolo... Ma non è solo quello italiano, abbiamo visto gli effetti anche in quello francese, che ci muoviamo solo di fronte quando c'è una simile obbligatorietà. E questo fa male, nel senso fa male a pensarlo perché ovviamente noi predichiamo da mesi
in realtà ancora da prima della vaccinazione, perché è da prima che noi stavamo aspettando che arrivasse la vaccinazione, perché ritenevamo assolutamente che fosse l'unico modo al momento per poter uscire da questa situazione e cercando anche di spiegare il più possibile. È vero, va detto assolutamente, che come comunità scientifica non siamo stati bravi dal punto di vista comunicativo, anzi credo, a volte addirittura sembrava che ce la mettessimo tutta per cercare di confondere le idee, e questo va detto assolutamente, e quindi empaticamente capisco le persone che sono in difficoltà, che sono state e che sono in difficoltà nel districarsi un pochino dall'infodemia, appunto dalla pioggia di informazioni che derivano. Dall'altra parte però sì, in effetti purtroppo solo quando si ricorre a una coercizione, perché non è comunque un obbligo, io voglio sottolineare da questo punto di vista, non è un obbligo, perché uno può comunque decidere di non vaccinarsi, poi ovviamente prende, tra virgolette, le conseguenze della sua decisione, ma come in tutte le decisioni del mondo e della vita, non solo di tipo medico. Certo. Però vi voglio dire, non è una obbligatorietà, però è ovvio, ci si rende conto che è una spinta importante. Questione di salute, ecco, come le lettere che sono state mandate, diciamo, agli over 60, in cui si dice è una questione di salute, di tutela della propria salute, non di obbligatorietà. Ma a proposito di obbligatorietà o tutela oppure di libera scelta, lei sarebbe favorevole a un'obbligatorietà per alcune categorie di lavoratori? Abbiamo sentito parlare di qualche associazione che chiedeva questa obbligatorietà. Diciamo che da un punto di vista teorico ed estremamente teorico io sono contrario all'obbligatorietà, perché ho fiducia, diciamo così, nella capacità di comprensione delle persone e ritengo che spiegare adeguatamente alle persone possa consentire di ottenere grandissimi risultati. 100%, ripeto, non lo penso mai, non lo penserei mai, però diciamo che arrivare vicino. Questo metodologicamente. Diciamo che però dipende poi dall'incidenza di una malattia. Allora, fino a che si parlava di patologie con una bassa incidenza come il morbillo, eccetera, secondo me questo concetto regge. Nel momento in cui c'è una pandemia, se nel momento in cui si vede che non c'è un raggiungimento di numeri importanti, ritengo che utilizzare uno strumento anche di obbligatorietà e a finalità di sanità pubblica e diciamo in maniera molto molto sporadica come sarebbe, non lo troverei assolutamente scandaloso. Leggevo che si fa avanti questa ipotesi di far pagare i ricoveri ai non vaccinati. Favorevole o contrario? È una provocazione, io ritengo che in Italia, sia per come è concepito il sistema sanitario, credo che sarebbe molto difficile. Diciamo che da medico ovviamente sono contrario, nel senso che come medico noi facciamo anche un giuramento giustamente deontologico in cui noi non facciamo distinzioni di nessun tipo nel prestare le cure. Chi ha bisogno di cure, a chi ha bisogno di cure noi le prestiamo. Questo dal punto di vista medico non posso essere d'accordo. Da un punto di vista, diciamo, civico, dal punto di vista di cittadino, se volessimo essere iper pragmatici e iper speculativi anche di cittadino che paga le tasse, certo, se io penso che il mio posto a livello ospedaliero possa essere, diciamo, carente e io non trovare le cure, o per il Covid o anche per non Covid. Ricordiamoci che quando siamo stati in forte stress da un punto di vista sanitario sono stati sospesi gli interventi chirurgici, sì. Quindi tanti interventi chirurgici e quindi anche tanti tumori hanno avuto rallentamenti, quindi diciamo siamo un tutt'uno, no? Quindi stiamo pagando dazio tuttora, certo, sulle liste d'attesa. Stiamo pagando dazio tuttora. Esattamente. Allora, un conto è pagare dazio per una pandemia che fatalmente si è venuta a determinare. Un altro conto è pagare dazio per un qualcosa che potrebbe essere evitato, come diciamo con la vaccinazione. Quindi è chiaro che mi rendo conto che ci sia anche questo sentimento. L'ultima battuta, veramente 10 secondi. Se pensa che sia un'ipotesi realistica o un miraggio in questo momento arrivare all'immunità di gregge? No, io
sono fiducioso, devo dire la verità, nonostante tutto sono fiducioso. L'unità di comunità o l'unità di gregge, che dir si voglia, diciamo, ovviamente è un concetto che abbiamo fissato al 70, forse probabilmente dovremmo portarlo all'80 per quella che è la portata della variante Delta. Diciamo l'80%, non siamo lontanissimi se noi consideriamo quanto per esempio anche il Friuli Venezia Giulia con le prime dosi, siamo ben più del 60% e siamo comunque ancora a luglio. Quindi tutto sommato io ritengo che per settembre-ottobre è un traguardo che ritengo assolutamente raggiungibile. Diciamo che, come abbiamo detto fino a un momento fa, forse anche questa spinta del Green Pass sarà il tassello e la spinta decisiva per riuscire ad arrivarci. Quindi io ritengo che raggiungeremo questo passaggio. Grazie a al dottor Massimo Crapis, grazie mille per grazie a voi. questa trasmissione. Benissimo. Buona serata a Crapis, ma anche buona serata a tutti. Noi ci vediamo con Screenshot mercoledì, sempre solita ora. Grazie, arrivederci.